Benvenuti amici, qui è il vostro Christian Robin direttamente dalla foresta di Sherwood nella serie Gioco finché non perdo. Giocherò una serie di partite Blitz finché qualcuno non mi darà una bella legnata. Ovviamente ragazzi siete tutti invitati a commentare qui sotto se trovate delle mosse migliori, cose che non ho visto, opportunità mancate che ci saranno sicuramente. Partiamo subito. Allora, mi dovete spolliciare tutti qui sotto perché fa un caldo boia. C'ho questa tutina e oggi ho scoperto che i condizionatori che ho non vanno, cioè almeno vanno mai come se fossero dei ventilatori, cioè non fanno quell'aria gelida, devo capire che cacchio è. Quindi ragazzi non potete capire quanto sto soffrendo con questa roba che non mi metto il cappuccio perché il cappuccio è proprio di un tessuto. Si parte, ma i veri supereroi non si lamentano mai. Questo è quello che ho imparato. Andiamo. E ci siamo, signori, ci siamo, andiamo. Stasera ho deciso che voglio vincere tutte per il tempo. Quindi sistema colle, gioco le mie aperture velocissime. Veloci, qualsiasi cosa accada e via. non mi fa fare il solito colle, non me lo fa fare. Non me lo fa fare. Non me lo fa fare. E va bene, giocheremo in altre maniere. Giocheremo in altre maniere. Giocheremo in altre maniere. È ovvio che devo giocare verso l'ala di re. Questo è ovvio che giocherò a 4, questo è ancora più ovvio. È ovvio che questo cavallo... Ma se donna e 2 secondo me va sempre bene per supportare cavallo in E5. Cavallo in E5 merita sempre secondo me. Qui arriva un po' di roba, però cavallo in E5 merita sempre. Mm, vai, facciamola, non so che cosa ci guadagno. Pedone qui, forse se riesco a mettere il pedone lì, forse qualche guadagno di spazio, qualcosina ce l'ho. Se catturo qui con il pedone. Se catturo con la donna, fa alfiere di 6, donna G5. Per carità, va bene anche così, eh. Forse se voglio giocare semplice vado con la donna. Se voglio giocare aggressivo vado con... Faccio una mossa d'attesa. È veloce. Ok, tu mi fai capire che non ti interessa quel... Tu mi fai capire che non ti interessa quel... Va bene. Va bene, amico Fritz. Allora io non posso togliere il cavallo da qui, altrimenti entri tu col tuo cavallo, hai capito? E quello è il problema. E allora senti, ma se ci cambiamo i cavalli, come la vedi? Così. E io magari vado col pedone. No, dai, giochiamo facile. Giochiamo facile, giochiamo facile. Adesso questo cavallo finalmente può andare in F3 in E5. Perché prima avevo troppa paura del suo cavallo che si insediasse qui. L'importante è essere sopra di tempo, ragazzi, quindi sempre più tempo del vostro avversario nelle blitz. Non serve trovare la mossa migliore, serve trovare la mossa buona per andare avanti, la mossa onesta, la mossa solida. Intanto lui deve attaccare sulla di donna. Ok, mi chiederai un cambio di alfieri, sono contentissimo del cambio di alfieri perché il mio alfiere cattivo è questo. Bravo. Ok, se mi attacchi con donna di 7 penso che rimetterò la torre qui o alfiere C2. Alfiere C2 forse è ancora meglio. Alfiere C2 forse è ancora meglio. Ok, io ti attaccherò sulle case chiare, fratello. Fratellino, tu giocherai cavallo F6. Tu giocherai cavallo F6. È quello che vuoi fare, no? E dall'inizio della partita che lo vuoi fare, cavallo F6, perché non farlo? Donna F3. Va bene, dai, farò così. Donna F3. Forse ho questa, che mi ispira parecchio. Minaccio torre H5, torre H6. Questa mi ispira parecchio adesso. Questa mi piace come posizione. Ok, questa ce l'ho. Pigliati anche sto pedone se vuoi, ma questa ce l'ho. Ok, torre quasi in trappola, eh. Non mi piace troppo come situazione, torre quasi in trappola. Devi giocare re in H8. Devi giocare re in H8. Anche io gioco. Ho paura che mi intrappoli la torre in una maniera incredibile. Tipo se mi giochi F5...
G6, F5 è tosta, eh. Allora, intanto mi difendo questa. Sì, è vero, regina G6. Non lo so bene come portare a termine questo attacco, ma se io giocavo regina qui dietro, sacrificavo qui. No, non c'era il matto perché scappavi di qua. Devo portare in gioco anche l'altra torre. Questo è poco ma sicuro, così da solo non posso vincere. Così da solo non posso vincere. Porca vacca. È che se metto la donna in D3 per dare. Lui ha F5. Facciamo questa. Donna H4, a parte che la donna E7 subito. Scacco questa, catturo, vai sul bianco. Vai sul bianco. Aspetta. Catturo, vai sul bianco. Io però ho scacco. Dovrebbe funzionare, zitti, che se non ho fatto mai il calcolo questo è matto. Torre, metti anche la donna in E7 se vuoi. Io ho matto. La vista. L'ha vista. Ma si sapeva che c'era. Si sapeva che c'era. Questa la devo giocare. Donna E7 arriva subito. Sì, c'era il matto così. Non niente. Se io gioco così, tu giochi così. Facciamo così, teniamoci l'alfiere. È avanti lui di un pedone, tra l'altro. È avanti lui di un pedone. Ok, dimmi che c'è il matto. Così, così, così. Ah no, perché adesso la regina difende. Non c'è il matto perché la regina difende. Però, se io gioco così e sono pronto a spingere qui, secondo me ci sono cose carine, eh. Tipo così. Cattura, donna, vieni qui. La donna la devo togliere, tipo gioco donna sul bianco. Gioco donna sul bianco. Donna sul bianco. Ok, fai quello che vuoi, sinceramente. Fai quello che vuoi, sinceramente. Sono pronto a catturare. Se non mi catturi tu, ovviamente. Se mi catturi tu, sei molto audace e forse avresti anche ragione. Perché io scacco, tu sali sul bianco. Scacco con la donna e metti davanti la tua di donna. Porca vacca. Complicatissima. Complicatissima. Se mi catturi forse ho donna G4. Complicatissima. Ragazzi, forse ho anche questa. Senza scomodare la donna. Forse ho anche questo. Scusa, se catturo qui con la torre. Non ho capito perché hai spinto questo pedone. Non l'ho capito, ho giocato proprio subito d'impulso. Ma non ho capito perché hai fatto quella mossa. Ok, vuoi cambiare donne. Cattura. E se io ti metto davanti l'alfiere? Complicata, tanto complicata questa, raga. Questa è tanto complicata sta partita. È un casino. È un casino sta partita, cioè. Ma meno male che la vinco per il tempo perché è un disastro sta partita. Meno male che la vinco per il tempo perché è un disastro. Ma chi è che l'ha inventati gli scacchi? Ah, un disastro, un disastro di partita. Torre, giustamente. Se io ti faccio uno scacchino, tu metti l'alfiere. Catturo, torre. Vabbè, facciamo che la torre non te la lascio, dai. Ok.
Metto tutti i pezzi sul nero così me ne sto tranquillo per un po'. Mamma mia, che partita, signori. Che partita. Ma che partita. Ma non voglio neanche sapere chi era in vantaggio qui. Non lo voglio neanche sapere. Incasinatissime, ragazzi. Qui vi prego, aiutatemi. Ditemi che avete visto cose migliori. Andiamo avanti ancora. Andiamo avanti. Sempre col bianco. Sempre col bianco, sistemino colle, velocissimi. Giochiamo iper veloci. Il mio avversario non ha una buona connessione. Quindi potrebbe a un certo punto regalarci la partita per la connessione. Veloci, 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 veloci. Proprio come se non ci fosse un domani. Super veloci, super veloci. Super, super, super. Super mega iper veloci. Vabbè, questo dai. Ce lo prendiamo così. Questa, fratello caro, non la dovevi fare questa. Questa, fratellino caro, secondo me hai pisciato un attimino fuori dal vasetto. Arrocchiamo, va? Fratellino, fratellino. Secondo me, se ti gioco questa, che minaccio qui, questa, tu mi catturi. Io gioco torre. Mi sento aggressivo, mi sento aggressivo. Questa, sviluppo la torre gratis. C'è il re al centro, hai il re al centro. Dovrà pure accadere qualcosina o me la devo sempre prendere in quel posto io? Torre. Ah, è così che funziona. Se faccio uno scaccherellino, pedone. Devo tirare fuori l'alfiere. Amma capito. Amma capito questa, no? Questa cosa l'abbiamo abbastanza capita che quella torre ha bisogno di supporto. E questa cosa l'abbiamo capita che quella torre ha bisogno di supporto. Wow, wow, che partita anche questa, raga. Che partita. Ah, che partita. Ah, qui posso andare con la donna però. E la cosa inizia a farsi interessante perché la donna qui mi piace più della torre. Scacco, giusto? E te ti rinchiudi qua. Ti rinchiudi lì, se ti faccio scacco così. Se ti catturo qui... Ah, ho bisogno di spazio per questo cavallo. Cavallo qui. Torre, tu mangi qui con la donna. Se io ti catturo qui, scacco, perdi la torre. Mamma, che cosa ha visto, che cosa ho visto, che cosa ho visto, scacco, perdi la torre. Mamma mia, Robin. Robin, bam, e si riprende ampiamente il materiale sacrificato in stile Tal, signori. Ma di che cosa stiamo parlando? Qui posso cambiare tranquillamente le donne e portarmi a casa il risultato. Allora, ora non facciamoci prendere dal panico, dall'ansia, Facciamo quelli che giocano bene, Facciamo quelli che creano uno spaziettino per il re, lo portano in gioco, visto che siamo in un finale. Senza ansia. È vero che abbiamo molto meno tempo di lui, ma giochiamo senza ansie. Se io spingo, tu... non lo so dove vieni. Vieni a docacchio, te pare, come direbbe Christian De Sica. Ma ora è il momento di prenderci i pedoncini deboli, ok? Quindi se tu vieni qui, io ti gioco qui, tu mi attaccherai qui. Ti puoi prendere qualche pedone, in effetti. In effetti qualche pedone secondo me te lo prendi se vieni qua. Il problema è che tu non devi arrivare lì. Ok, dai, giochiamo anche noi difensivi. Giochiamo anche noi difensivi su questa. Su questa e come lo difendiamo col pedone, scusa. Ah, con alfiere, con questa. Questa, re qui. Ce l'ho forse, ce l'ho. Cavallo F5, torre in H5. Davvero? Hai giocato quella davvero? Ok. E beh, allora è il momento del cavalluccio. Del cavalluccio è il momento questo. Visto che ora hai... bravo, questo te lo sei portato un po' fuori gioco secondo me.
Qui tu vieni su col re, no? Tu vuoi portare il re da queste zone. Vabbè, saliamo col mio re, senti. Sto rischiando tantissimo perché c'è il cavallo in gioco, ma saliamo col re. Scacco mi può arrivare tranquillamente. E c'è anche alfiere qui. La torre, raga, la torre soffre. C'è una torre che soffre. C'è una torre che soffre e un cavallo che mena. Torre soffre tantissimo. Allora. Ok, su... Sì, una torre che soffre poco spazio, pochissimo spazio. E poco tempo, tra l'altro, quindi basta chiacchiere. Adesso proviamo a giocarcela. Cavallo. Sai che non so tanto che fargli fare. Non so tanto a che fargli fare sti pezzi. Posso provare a giocare questo. Ma giusto perché non sappiamo cosa fare, eh? Giusto per quello. Cavallo qui, torre F3. Madonna, questa torre come piange. Come piange questa torre. Cavallo qui per cambiare i cavalli e attaccare qui 2 volte. Vediamo un po'. Oh. Oh, adesso mi sento meglio, sinceramente. Molto meglio. Non doveva cambiare il cavallo. Adesso mi sento un'altra cosa, cacchio. Mi sento un'altra cosa. Io provo sempre a farti questo, sinceramente. Brutto infame. Brutto infame. Intanto questo te l'ho fissato su casa chiara, ok? Adesso la mia torre, con tutta calma, farà qualche manovra. L'importante è fissarti questi pedoncini sul bianco. Porta il re da qualche zona, dove vuoi tu, scacco. O cade qui o cade qui. Oh, finalmente si sblocca la situa. Con un po' di tecnica nel finale. Ottimo, molto sportivo l'avversario che ha giocato e bene, bene, andiamo avanti, siamo carichi. Stasera niente vittorie troppo rubatine, ma tutta roba natural. E noi proprio ce la giochiamo così easy questa partita, eh? Super easy. Super easy, e qui devo giocare F4, cioè questa che devo giocare, non è che c'è tanto F5, cioè, non è che c'è tanto a cui pensare, il piano, l'unico piano forse è F4, G5 forse, non ne ho idea, non ne ho la più pallida idea, non lo so ragazzi, cioè una partita così casuale questa è diventata, una partita così casuale, togliamo la torre da Mega Raggi X e cose strane. Ok. Bene, io non so cosa giocare, il mio avversario neanche. Questa però posso farla, che ti tengo un po' in ostaggio. Questo pedone. Donna di 7. Ma c'ha un po' di attacchi a raggi X. Ah, ok, tu questa la vuoi spingere uguale, tra l'altro. Tu lo vuoi spingere uguale, capito? Tu vuoi spingere. Ah, che guaio, che guaio. Questo tu lo puoi spingere perché difendi qua. E va bene, ragazzi, si può avere mica tutto dalla vita. Cioè, no, non si può avere tutto dalla vita. I miei pezzi sono quanto imbarazzanti. Lui muove velocissimo, eh. Lui in tutto questo muove alla velocità della luce. Non gliene frega niente lui di giocare bene. Cioè, questa è la verità. Guarda, guarda, continua a fare mossettine che non sa neanche lui perché le fa e adesso però ti devo distruggere. Cioè, uno che gioca così, ragazzi,
che gioca sul tempo in codesto modo, in codesta maniera. Dovrà perire. Dovrà perire. Questa? Non c'è questa. Questa. Vediamo un po'. No, sai che non aspettavo altro. Proprio non aspettavo altro, sincero. Sincerissimo. Sincerissimo. Torre qui, alfiere qui. Un po' mi spaventa. E vabbè, nessun problema. Torre qua, siamo a posto. E siamo amici più di prima, fratello. Siamo amici più di prima. Va bene. Ti accontenti veramente di poco. Ti accontenti veramente di poco. Cattura. Cattura. Facciamo un po' di controgioco qua, se no. E se andiamo all'attacco così. Così se togli la torre, se raddoppi le torri perdi quell'alfierino lì. E se togli l'alfierino ti arriva il doppio. Ok, allora qui io cambierei. Cambierei perché ho bisogno di allentare la pressione, però prima forse c'è questa che è molto carina, con attacco qui ti indebolisci. Prima c'è questa, con indebolimento qua. E poi ti cambio. E poi ti changizzo, e mi piglio pure un po' di materiale. Ti dispiace? Ti dispiace troppo questa cosa? No, dai, che non ti dispiace. Oh, 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 e ora si inizia un po' a ragionare. Anche se c'è sempre donna qui, però io porto la torre in attacco, sarà mica male. Sarà mica male, torre qui, cioè perdi tutto. Perdi tutto, fratello. Ora, calma e sangue freddo. Cambio le donne, io ho la debolezza qui. Se spingo, ho sempre la debolezza lì. Hai capito? Se gioco donna qui, vai, proviamo a giocare ancora con i pezzi in gioco. Proviamo a cambiare. Adesso sono io che provo a cambiare, sinceramente. Cacchio, qui c'ho scacco ed entra direttamente qua. Ecco cosa non avevo visto. Però se entri qui io c'ho sempre questa. Ok, lui si sta preparando per evitare quella. Io potrei giocare cavallo qui o semplicemente, senti, ma che me ne frega. È che questo cavallo, bellissimo, non è che ha tutte ste case del mondo, eh? Sto cavallo fa proprio schifo, che è diverso. E niente, dai, devo contrattaccare qua, che devo fare? Devo stare a guardare, eh? Cioè, devo stare a guardare? No, che non sto a guardare. Scacco. Almeno sto cavallo prende un'altra casa, poverino. Qui non lo posso prendere, scusa. E prendo anche qua. Qui ci rifacciamo un po', no? Con una botta di vita. Attenzione che tu mi entri qui poi, eh. Ti prendo qui, donna qui. Questo qui. Difficile, difficile. L'ho fatta ma è difficile. Qui mi vado a autoinchiodare. Scelta difficilissima. Scelta difficilissima. Scacco. Scelta iper difficile. Qui chiedo il perpetuo. Se c'è, prendo il perpetuo. 16 secondi. Se c'è, vado di perpetuo proprio. Vado di perpetuo. Vado. Vado di perpetuo. Tutta la vita.
Forse c'è anche il matto, no? Uh. Oddio. Andiamo un po'. Maledizione. Maledizione, maledizione, maledizione. Maledizione. Ah. Ah. Vabbè, non c'ho tempo. Bravo amico, bravo, hai giocato bene sul tempo, raga. Questa puntata è stata un po'. È stata un po' scialbina, eh? Sì, qualcosa di carino, un po' scialbina. Vabbè, fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Ci vediamo presto. Ciao!